strike me down from my desire. Se io dico De Burris, che cosa mi dici? De Burris appunto è l'ultimo progetto nato ad ottobre e praticamente abbiamo acquisito 20 anni fa una delle ville più vecchie in Valpolicella che si chiama appunto De Burris, dove alla stessa villa abbiamo abbinato anche la vigna, una vigna importantissima, si trova sulla Grola, la parte estrema della Valpolicella verso il lago di Garda. La fine di questo progetto appunto è un Amarone riserva 2008 con una produzione molto limitata di 7400 bottiglie. Chicca, direi, proprio una eccellenza, no? È un'eccellenza perché si tratta anche a questa vita, no? legata a questa villa, ma soprattutto legata a un amarone che si faceva una volta. È un amarone molto importante, molto fine, con un residuo zuccherino basso, perciò c'era la volontà di ritornare a quello che era la storia dell'amarone, ma con la tecnologia e con la pulizia degli amaroni che vengono serviti oggi su tutte le tavole del mondo. La Valpolicella è ancora capace ogni tanto di stupirci, come dire, mettendo le mani su progetti nuovi, su attenzioni diverse che vengono dalle diverse aree. Uno degli aspetti più interessanti è il progetto De Burris, ne è nel suo piccolo una conferma, è anche l'idea che sempre più c'è un'attenzione molto mirata nel valorizzare singole aree, micro aree, cioè l'idea della ricerca assoluta del concetto di cru che ormai anche in questi territori si è confermata. Grazie, vi aspettiamo a Verona.